con l'onorevole Sergio Berlato, deputato italiano al Parlamento europeo. Bentornato onorevole. Grazie a lei. Parliamo di caccia. La caccia è un'attività che spesso è oggetto di contrapposte polemiche tra coloro che sono a favore e tra coloro che sono decisamente contrari. Lei cosa ne pensa? Credo sia indispensabile avere su questo tema un approccio molto razionale, abbandonando sia gli integralismi che la facile demagogia. Bisogna affrontare questa tematica con una grande obiettività. La caccia in tutto il mondo è vista come una utile e spesso indispensabile azione di regolamentazione e di gestione del patrimonio faunistico. In Italia spesso invece questa attività viene vista in modo negativo, quasi come se la caccia fosse un'attività negativa, se non addirittura incompatibile con la gestione del patrimonio faunistico. Non a caso noi riteniamo che, a differenza di quello che pensano gli animalisti, che ritengono che il patrimonio faunistico debba essere messo sotto una campana di vetro per impedirne l'accesso e la gestione da parte degli esseri umani, noi invece riteniamo che il patrimonio faunistico sia equiparabile a un albero da frutto, che per dare frutti rigogliosi deve essere tenuto libero dalle erbe infestanti, deve essere irrigato quando serve, ma deve essere soprattutto potato. Ecco, la caccia non è altro che quella sapiente azione di potatura che viene fatta da mani esperti, grazie alla quale l'albero da frutto continua a dare frutti rigogliosi non solo per le presenti generazioni, ma anche per le generazioni future. In questo modo noi riusciamo a creare le condizioni perché questo patrimonio di inestimabile valore qual è il patrimonio faunistico possa essere tramandato alle future generazioni in condizioni possibilmente ancora migliori di quelli di cui godeva quando ci è stato consegnato dai nostri padri e dai nostri nonni. Per noi è un approccio razionale, un approccio importante. Rifugiamo con decisione da qualsiasi spinta integralista, vogliamo creare sinergie positive tra mondo venatorio, tra mondo agricolo e la parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista, per lavorare insieme e salvaguardare, gestire e tutelare questi patrimoni a beneficio dell'intera collettività. Grazie all'onorevole Sergio Berlato, arrivederci al prossimo appuntamento.